Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Oggi celebriamo la solennità di San Vitale Martire, patrono della nostra parrocchia. Lo celebriamo questa Santa Messa stando lontani e vicini. Voi nelle vostre case, noi sacerdoti, insieme alla sindaca, che rappresenta la comunità civile, qualche altra persona, siamo qui tutti insieme, uniti moralmente e spiritualmente. Dio è nel nostro cuore. La fede ci unisce. In questa Santa Messa ricordiamo i nostri fratelli che in questi 2 mesi sono tornati alla casa del Padre. Non abbiamo potuto celebrare la Messa esequiale. Preghiamo quindi per Guariento Lia, deceduta 22/2/20, Casotto Graziana, il 26/2/20, Bordiga Maria Teresa, 3 marzo, Brocco Anna, il 7 marzo, Meneghello Isolina, l'8 marzo, Maestrello Valentina, il 18 marzo, Colognese Graziana, il 22 marzo, Albertin Pierina il 27 marzo, Filippo Dini il 20 aprile. Preghiamo per loro perché possano godersi Dio per l'eternità. E per essere degni di celebrare questa Eucaristia chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, per la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai associato a San Vitale alla passione del tuo Figlio, concedi a noi di venire a te sulle orme dei testimoni della fede, per avere parte con loro alla gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide
e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai 4 esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né avranno più sete. Non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto Dio, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Comincio la mia riflessione facendo un po' di storia del santo che noi stiamo celebrando. Chi è San Vitale? San Vitale è vissuto nel III secolo a Milano. Egli si è formato una famiglia. La sua sposa si chiamava Valeria e hanno generato 2 gemelli, Gervasio e Protasio. Vitale ha un amico di nome Ursicino, che era medico. Vitale è un ufficiale dell'esercito romano, incaricato di scortare il giudice Paolino a Ravenna. Mentre accompagna col suo amico Ursicino il giudice Paolino a Ravenna, scoppia la persecuzione contro i cristiani. E li incoraggia l'amico, condannato a morte con la decapitazione. Vitale seppellisce l'amico dentro la città di Ravenna. Lo stesso Vitale viene arrestato e dopo aver subito diverse torture per lasciare la sua fede, il giudice Paolino ordina che venga gettato in una fossa profonda e ricoperto con sassi e terra. Così insieme a Ursicino diventano martiri di Ravenna. Il suo sepolcro diviene fonte di grazia. La moglie Valeria, recatasi a Ravenna, avrebbe voluto riprendersi il corpo del marito, ma i cristiani di Ravenna glielo impediscono. Allora cerca di ritornare a Milano dai figli. Ma durante il viaggio incontra una banda di idolatri che le invitano a sacrificare a Silvano, loro dio. Essa si rifiuta e per questo viene percossa violentemente e portata a casa a Milano, muore 3 giorni dopo. Quindi Vitale e Valeria, martiri, vengono festeggiati lo stesso giorno, il 28 aprile. Anche i figli Gervasio e Protasio moriranno martiri e si festeggeranno il giorno 19, in modo particolare nella diocesi di Milano. Vitale e Valeria, che noi oggi festeggiamo, hanno accolto la parola di Gesù che abbiamo appena ascoltato. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. I tiranni schiacciano la libertà e la vita fisica, ma non possono distruggere la persona e la sua libertà interiore. L'unica paura è il timore di Dio, che vuol dire rispetto per Dio Padre, come ci indica Gesù. La provvidenza di Dio si manifesta nella sua attenzione per tutti gli esseri che ha creato.
anche per i più insignificanti. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Essere amati da Dio suscita letizia grande e spinge a ricambiare l'amore. Questo scaccia il timore e crea la libertà e la gioia dei figli di Dio. Professare e testimoniare vuol dire accogliere l'invito di Gesù. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Prima in positivo e poi in negativo, Gesù afferma la stessa cosa. In giusta corrispondenza egli appoggerà davanti al Padre chi lo professa davanti agli uomini come Signore risorto. Professare la fede, schierarsi per il Vangelo, rispondere per Cristo sono atteggiamenti necessari e sempre attuali. La professione di fede è compito di tutti i giorni, nei 1000 particolari della vita quotidiana, in mezzo a una società sempre più secolarizzata e scristianizzata. Vitale e Valeria ci invitano a farci santi testimoniando la nostra fede. Tante volte ci chiediamo, nella Chiesa sono pochi o molti i santi? Ecco allora che a questa risposta ci risponde l'Evangelista Giovanni nella prima lettura. Ecco una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni generazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano davanti al trono di Dio e davanti all'agnello, avvolti in candide vesti e tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. Fra questa beatitudine dobbiamo esserci anche noi. Ecco perché dobbiamo farci santi. Dio ci dà i mezzi, la sua parola, i sacramenti e le opere buone. Alimentiamo la nostra fede ogni giorno con la preghiera, la domenica con la celebrazione della Santa Messa, celebrando i sacramenti che sono i canali con cui Dio ci dà la sua amicizia, e poi opere buone da mettere nella banca del Padre, dove Gesù ci dice: nessuno potrà portare via le vostre opere, ma sono molto importanti quando Dio ci chiamerà alla conclusione della nostra vita e ritroveremo tutte. E allora Egli ci dirà: vieni a possedere il posto che ho preparato per te. Ogni giorno diciamo: Signore, aiutami a farmi santo. Ed Egli ci aiuterà veramente. Facciamoci santi, Dio ci vuole bene.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri ci hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Preghiamo insieme e diciamo: O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché la Chiesa, piena dello Spirito, scaturito la morte pasquale del Cristo, proclami e viva la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la fede, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché la grazia vittoriosa del Cristo aiuti i penitenti ad accogliere la chiamata del Signore per il servizio del Vangelo, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché il Padre attiri a Cristo Salvatore, con la forza e la suavità dello Spirito, quanti vivono ancora nel dubbio o nell'indifferenza, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché il Signore concede alle famiglie cristiane la grazia di essere nella Chiesa e nel mondo, il segno e l'amore di Dio che crea, redime e santifica, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Perché lo Spirito Santo, liberandoci da ogni paura ed esitazione, ci aiuti a seguire Cristo, modello di santità in ogni stato di vita, preghiamo. O Dio degli Apostoli e dei Martiri, ascoltaci. Sii benedetto, Signore, per averci dato la compagnia e l'esempio dei santi, tuoi servi ed amici. Per la loro preziosa intercessione, donaci la gioia di percorrere con l'audacia della fede la via santa che dal fonte battesimale porta alla Gerusalemme celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Macinati fanno un pane solo, pane quotidiana non dono tuo Signore. Ecco il pane e il vino, segni del suo amore. Ecco questa offerta, coglila Signore.
santi accogli la Signore, più di mille cuori che sono porto solo in te, ancora in mezzo a noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria del santo martire Vitale ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Vitale ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Vitale e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria per i secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Cristo, metti in questo calice la comunione col tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo. Non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Prima ancora che la terra cominciasse a vivere, il Verbo era essere Dio. Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò. E non potendo accostarci all'Eucaristia, in questo momento di silenzio, di raccoglimento, ciascuno di noi può fare la sua comunione spirituale, in un profondo desiderio di ricevere l'Eucaristia. E in questo grande desiderio di ricevere Lui, il pane eucaristico, questo pane è lì che ci sta saziando, lì dove siamo, proprio in forza di questo profondo desiderio di Lui. Ci lasciamo proprio qualche attimo di silenzio per metterci in profonda comunione con il Padre.
Preghiamo. O Dio, che nella festa di San Vitale ci hai fatto partecipare a questo sacro convito memoriale della morte del tuo Figlio, fa che insieme ai tuoi santi martiri diventiamo coeredi della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Ancora un saluto da parte nostra a tutti coloro che sono in collegamento in questo momento, ai 4 amici rappresentanti della comunità di San Vitale, al sindaco Silvia, che proprio rappresenta un po' tutti i paesani di San Vitale in questo momento di blocco. E in questo momento proprio così difficile e triste, che ci ha un po' spogliato, ci fa andare all'essenziale delle cose che facciamo. E qual è l'essenziale di una festa patronale? È l'Eucaristia. E ritrovarci attorno al patrono della propria comunità. E da qui parte tutto il resto, solo da qui. Ci sta spogliando questo virus da un sacco di cose, da quasi tutte le cose che normalmente facciamo, e ci fa andare proprio al cuore del cuore della vita, anche della vita cristiana. Abbiamo pregato insieme e continuiamo a pregare insieme anche stasera per questa nostra comunità di San Vitale e per tutta la nostra unità pastorale, che anche la presenza di questo santo possa accompagnarci sulla via del bene. Il Signore sia con voi. Concordiamo la nostra celebrazione con la benedizione solenne. Ogni invocazione si risponde Amen. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Vitale, patrono della nostra comunità, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Vitale la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Vitale ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Abbiamo terminato la nostra celebrazione eucaristica, non la mia, ma la nostra. Anche voi che siete a casa eravate spiritualmente attorno al nostro altare. Speriamo presto di trovarci fisicamente nel luogo sacro. Speriamo, ce lo auguriamo. Allora ci scopriremo di nuovo che abbiamo bisogno di stare un po' insieme, non per chiacchierare o per sparlare, ma soprattutto per pregare, per ricevere quella forza, quel coraggio per andare avanti con gioia, con serenità e pace. La messa è finita, andate in pace. Preghiamo, grazie.